Eccoci qui nella sede provvisoria del Gremio di Mascià e siamo, come dire, arrivati addirittura all'arrivo di questa bella manifestazione che si chiama Bambini della Tradizione, vero? Qui abbiamo Gianni Polo, poi abbiamo Christian Cosciu e abbiamo anche qui Edoardo Usai con noi. Allora, ragazzi, siamo arrivati a questo bel appuntamento. Sì. E quindi? Oggi diciamo che ci sarà una sorta di vestizione stamattina. Siamo alla mattina ovviamente del 4 agosto. Esatto, più o meno come avviene il 14, dai. Ok. Faremo vedere ai bambini come si sistema il cappelletto, come si sistemano gli ultimi dettagli. Tutte le varie fasi, insomma, Esatto. del mini candeliere che fra poco vedremo. Esatto. Quindi bilancio di questo laboratorio, di questa bella manifestazione che è stata fatta, o anche ovviamente la vestizione del candeliere piccolo, ovviamente. Qual è il bilancio? Bilancio positivo? è super positivo, basta vedere, i bambini sono veramente felici. E fra poco li vedremo. Abbiamo fatto un percorso insieme a loro molto produttivo. Perfetto. Che si basava essenzialmente su insegnarle le tradizioni in maniera pulita. Farli Cosa vuol entrare dire? all'interno di una condizione che per Esatto. noi è gremiale, grande, e invece qui attraverso il gioco Li abbiamo potranno fatti imparare. entrare, tra virgolette, diciamola così, nel sistema, che è quello che ci interessava. Due parole Edoardo e dopo due parole anche Christian. Due parole Edoardo. Bilancio positivo. Tu Bilancio sei pagato di positivo, sì. Nanelli. Ovviamente questo è solo l'inizio del progetto, perché poi è a lungo Perfetto. termine. Ci saranno anche fasi in cui vedremo anche proprio i bambini all'interno del gremio. Bene, bene. Organizzeremo anche diverse attività durante l'arco di tutto l'anno. Perfetto. Non è solo quello che riguarda il candeliere, oggi è l'inizio praticamente. Vediamo un attimino con Edoardo, quindi altre attività ci saranno durante l'anno, stavi dicendo questo, quindi rimandiamo ai prossimi video. E ai prossimi per appuntamenti, vedere. certo. Due parole Christian, che tu sei insomma in mezzo ai candelieri, sei piccato. Hai dato una mano per questo cappelletto, per questo addobbo. Vabbè, diciamo che questo addobbo del piccolo, il merito più che altro di Gianni. Che Ok, io qua giusto spillato, attaccato e spillato le però parti. eri presente. Però certo, ho cercato di contribuire come potevo e con il grande. Perfetto. Allora signori, già possiamo concludere dicendo il classico buon augurio? Sì, certo. A 60 anni, a 60 anni, a 60 anni. Cosa dici? Li attacchiamo adesso e Adesso che cosa state facendo? Stiamo finendo di fare Degli addobbi con la bella gli donna? ultimi addobbi con la bella donna da agganciare Al fusto? al Bello. cappelletto. Bello, bello, bello. Quanti ne metterete? 3 o 4? Qualche massetto? Qualche massetto, uno davanti e uno dietro, e là si facciamo cadere sui sali, cioè. Come lo puoi mettere?
Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci tenevamo a dirvi due parole iniziali. Innanzitutto ci tenevamo a ringraziare tutti i genitori per averci aiutato e supportato in questa piccola parte di percorso che abbiamo intrapreso con i bambini. Perché piccola parte? Perché spero che questo sia l'inizio di un gran bel percorso, di un progetto che vi porterà a vivere le nostre tradizioni in maniera, diciamo, reale. Cosa vuol dire? Che vi porterà piano piano ad avvicinarvi nel mondo dei grandi, che vuol dire che daremo un'altra tipologia di valore a quello che andremo a fare. Oggi è una giornata dove dovremo divertirci, ok? E lo dico anche ai genitori. I principali protagonisti siete voi, ok? Quindi non pensiamo a niente, pensiamo a divertirci, ci saremo io e Edoardo ad aiutarvi, vi saremo vicini per tutta la discesa, ok? Quindi non vi preoccupate di niente. Adesso ci tenevamo a darvi un piccolo pensiero. Se venite con noi in fila. Vai a farlo mettere da mano. Dai, falla vedere una volta. Cosa si attacca alla polo stasera? Ci dica, allora cosa ne pensate di questa manifestazione? Bella? Pensate per portare il candeliere? Sì. E tu cosa ne pensi? Bello. Bello il candeliere, ma un domani diventate gremianti o portatori? Gremianti, entrate nel... Bravi. Allora come si dice, a 100 anni? Sì. Io a 100 anni. A 100 anni. Facciamo l'immagine. Dimmi una cosa, com'è andata? Com'è andata? Ti è piaciuto il laboratorio? Bello? E adesso prendete il candeliere? Pronti? Pronti siete? Vai, suona.
guardate quanta gente c'è qui alla festa del mini candeliere dei Masai. Guardate quanta famiglie, bellissima festa col candeliere. Queste sono parte delle nostre tradizioni, tramandare la vena artistica del fare i Bora Bora, insomma gli addobbi dei candelieri, fino poi a portarlo, e questa è la festa. C'è anche il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e quindi è ancora più gradita questo momento, questa manifestazione. E stasera ci sarà la parata di piccoli candelieri. Questa è la festa qui del mini candeliere dei Masai. Come vedete c'è un sacco di gente, tutte le famiglie. Queste sono le tradizioni. Domani c'è la necessità di tramandare dal gioco al divertimento fino a che cosa sia realmente vero portare il candeliere e anche entrare all'interno di un gremio. Noi continuiamo la festa, voi seguiteci. Abbiamo girato tutti, prendono tutti. Eccoci qua già, come sentite, vedete, là in fondo ci sono i bambini con i mini candelieri. Quindi adesso iniziamo questa parata di mini candelieri. Qui a Sassari già sentite il suono del piffero e il suono del tamburo, e quindi adesso andiamo a fare questa diretta.
fai un'intervista? Come ti chiami? Giulia. E cosa stai facendo adesso? E lo sai guidare bene il candeliere? Bravi sono. Mi raccomando, io voglio vedere adesso. Vai, pronta?
saluto. Vi sta piacendo? Vi state divertendo? Capi. E tu cosa ne dici? Ti piace il candeliere? E il tamburo? Il saluto ce lo fai a noi? Il saluto ce lo fai? Saluta! Sei capocannoniere? No, fermo! Sei capocannoniere? Cosa ci dici di questa mini distesa? Dici qualcosa! Dai che diventi famoso, dici qualcosa! È bello? Fai vedere la bacchetta! Fermi, fai vedere la bacchetta! Perfetto! Io fallo guardare che candeli! Fallo guardare che candeli! Faccio il servizio. Allora, nome e cognome prima di tutto. Antonio. Il cognome? Ferruio. E quindi quello lì è tuo padre, eh? Ah, cosa dici di questo mini candeliere? Sei contento? Sì, Perfetto, ti piace? Sì. Però tu devi diventare gremiante. Gremiante devi diventare. Allora, nome e cognome, chi sei? Mirko Guri. E cosa fai qua? Quest'anno Sei faccio il scendere. padrone di questo mini candeliere. Esatto, è stato costruito in piena pandemia. E ascolta, e come si stanno comportando? Benissimo. Bene? Tra Una poco lo discesa. facciamo ballare? Certo. Questo è il futuro, vero? Esatto. Vero? Questo deve essere il futuro. E allora, fra poco, complimenti e poi vi rivedete tutti.
vero? E adesso cosa fate quando arrivare a Santa Maria? Che ce la fate, che siete forti. E poi? Allora Edoardo, cosa dici? Siamo stanchi, Ci siamo? che partire. Ci siamo. Però di la verità, bella soddisfazione, belle cose. Ma la soddisfazione dall'inizio del progetto oggi è la parte finale, tra virgolette. Il caso non ci aiuta, però piano piano. Siamo nel nostro. La cosa importante è divertirsi, far divertire le famiglie sono tutte contente. Sì, ma Noi che facciamo questo lavoro da studiosi siamo super felici. grazie anche a te. Cosa si dice? A 30 anni? A 30 anni. A 30 anni a tutti. Vi rimando a un altro appuntamento e vi saluto per adesso, è tutto. Qui dal Corso Vicco, io poi continuerò a fare una passeggiata insieme ai mini portatori e ai mini gremianti, speriamo futuri gremianti. Questa è la nostra tradizione, questa è la vitalità culturale sassarese intorno ai candelieri. A 100 anni a tutti e al prossimo vlog.